ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo accennato, ci rechiamo a Villa Contarini, a Piazzola, per conoscere questa mostra, appunto, questa mostra dal titolo Amor mio mosso che mi fa parlare, straordinaria, che appunto si rifà a quella che è l'opera dantesca Divina Commedia. Allora, abbiamo in collegamento lo scultore Romeo Sandrin, che salutiamo, pronto? Buongiorno. Allora, ecco una mostra di una bellezza straordinaria, ma anche singolare. Esporre le opere, appunto, scultore dell'inferno non è da tutti, anzi direi che è abbastanza singolare. Allora, Romeo, questa mostra da dove nasce, da quando soprattutto, e come mai l'ha portata così a far conoscere un'opera straordinaria a livello internazionale? Parliamo della Divina Commedia. Allora, innanzitutto ci vuole una grande passione, una passione per il sommo poeta, una passione infinita per la scultura. La prima opera l'ho realizzata quando avevo 18 anni, una scultura in legno. Poi negli anni ho realizzato altre opere dedicate alla Divina Commedia, ma solo negli ultimi 7 anni ho cominciato a riflettere su Dante e mi sono chiesto quanti scultori al mondo hanno interpretato tutto l'inferno dantesco e documentandomi ho capito che nessuno aveva affrontato tutti i 34 canti dell'inferno, per cui mi sono messo di grande voglia, di grande lena, ho lavorato giorno e notte a questo grande progetto perché ho un sogno, quello di realizzare il primo museo al mondo dedicato alla prima cantica della Divina Commedia. Infatti anche questo è un sogno, ma che un sogno, dai, che diventerà realtà. Io ho fatto tutto questo pensando ai giovani, pensando alle future generazioni. Voglio lasciare questo messaggio di speranza. Mi sono chiesto 1000 volte, ecco, meglio della scultura non c'è proprio per dare forza, dare anima alle parole del sommo poeta. Ecco, e io sono riuscito a dare un volto a quasi tutti i personaggi menzionati da Dante. È stata un'impresa, direi, titanica, in quanto ho realizzato nell'arco di 7 anni 73 opere con materiali diversi. Ho impiegato il legno, la terracotta, la ceramica, il bronzo, l'acciaio, la resina. Tutte queste opere le ho realizzate con tutte le tecniche della scultura, dal basso rilievo all'alto rilievo e al tutto tondo. È una mostra questa che mi sta dando enormi soddisfazioni, incontro regolarmente tantissimo pubblico e ci divertiamo assieme, così a volte recito qualche canto e spiego ogni singola opera, perché vede questa mostra di singolare, ogni opera è riferita a una o più terzine, quindi è un'opera altamente didattica. E quindi è interessante anche per le scolaresche, diciamolo pure, quindi quando si studia magari un attimino diventa così difficile seguire appunto tutti i canti, questi personaggi, ma lì a vederli scolpiti è tutta un'altra cosa, fa un altro effetto. Le porto un aneddoto. Prima di Natale ho ricevuto una classe quinta del Tito Livio di Padova, sono venuti in visita e a un certo punto alla fine una ragazza mi ha ringraziato e ho detto no, sono io che ringrazio voi. No, dice professore, io la ringrazio in quanto oggi ho avuto una visione completa di tutto l'inferno dantesco. Parliamo di ragazzi del liceo classico, ma anche loro avevano difficoltà in quanto non vengono analizzati tutti i canti e quindi vederli lì in queste 70 opere è stata anche per loro un'emozione unica. Certo, è uno studio immediato della Divina Commedia, perché vediamo i personaggi davanti, è da soffermarsi ad ogni opera, ad ogni scultura, ma lei, a me ha impressionato la drammaticità che è riuscito a dare a questi personaggi, la sofferenza, ma come è riuscito a entrare in questo meccanismo, in questo animo proprio di questi personaggi descritti da Dante, lo studio, diceva lei, ma come ci è riuscito?
riuscito? Bisogna calarsi dentro al testo, analizzarlo, meditarlo e quindi attraverso schizzi, disegni, bozzetti per arrivare poi all'opera definitiva. Bisogna, Sì. ecco, è uno sforzo che nemmeno a leggere appunto l'opera si riesce così a captare questa sofferenza, ripeto, questa drammaticità, il tormento di questi Il soggetti, tormento. è il tormento proprio. La Divina Commedia è un viaggio verso la luce, in quanto si parte dalla selva oscura. Dante vuole fare questo viaggio per arrivare poi, la sua speranza è quella, è un viaggio di redenzione, arrivare alla luce di Dio, che finalmente arriverà questo al 33esimo canto del Paradiso, quindi Sì. è un invito a ciascuno di noi a riflettere sulle nostre condizioni, sulle nostre debolezze umane, sui nostri vizi, perché vede quello che ha scritto Dante è di una attualità sconvolgente. Ecco, andiamo un po' alla tecnica, Romeo. C'è anche un percorso seguendo un po' Donatello, oppure lei una tecnica sua autonoma, particolare, distaccata appunto dai grandi maestri Sì. precedenti? Ho sempre studiato tanti grandi maestri del passato, Donatello e poi nel Settecento il nostro Canova. Ecco, Sì. mi piace molto la figura umana e ho cercato di cogliere da tutti questi grandi maestri la loro forza espressiva, ma poi ho cercato anche di dare un taglio mio personale, una certa modernità. Infatti chi va a vedere la mostra può vedere in queste sculture anche a volte certi momenti di astrazione, non solo di pura figura. Ecco, quindi c'è la mia presenza, voglio dire, ecco, non è che io mi sia solo soffermato sull'aspetto figurativo, ma c'è tutto una mediazione tra il moderno e l'antico, ecco. Sì, e poi Romeo, sono figure che sembrano volare, esili, così. Come Sì. ha dato questa leggerezza? Alcune opere sì, ma poi questi momenti vengono riferiti anche a certi canti, ad esempio il quinto canto dell'Inferno, quando si parla di Paolo e Francesca, di questa bufera infernale che non cessa mai, queste anime che vengono sbattute da una parte all'altra. E allora ho cercato di dare questa posizione aerea dei personaggi nello spazio. Comunque la leggerezza viene data anche da una certa ricerca dei pieni e dei vuoti, c'è tutto uno studio. Chi guarda le mie sculture non vede mai una cosa piantata per terra, compassata, ma c'è sempre questo gioco di vuoti e di pieni che rendono la scultura interessante e movimentata. Allora, stanno arrivando dei messaggi. I materiali utilizzati, lei li ha anche elencati, ma che differenza c'è il materiale, come diceva lei, in terracotta, materiale acciaio? L'acciaio, per esempio, no. C'è una profonda differenza. Ho studiato i materiali fin da piccolo, ho avuto una curiosità profonda verso i materiali. So lavorare tutti i materiali della scultura, quindi io passo dal marmo al legno, al bronzo, alla terracotta con estrema semplicità, voglio dire, e sono modi di operare totalmente diversi, perché una cosa è lavorare dal blocco rigido, quindi marmo, legno, dove l'artista deve togliere materia per ottenere la figura, ma quando modella c'è il processo opposto. L'artista non ha niente davanti a sé e deve, un pezzo di creta alla volta, deve costruire una forma, quindi sono due modi operandis totalmente diversi e ci vuole grande padronanza. Lo scultore, se ha padronanza dei mezzi tecnici, si esprime sempre bene con qualsiasi materiale. Usare certe opere c'è anche di più di un grande percorso, ecco, come dice lei, professionale, c'è del talento, c'è della sensibilità, c'è della passione. Lei ha esordito passione, è stato la il primo. Passione, guardi, lo dice Dante, è la passione che muove il sole e le altre stelle, è l'amore, la passione per le cose, e poi bisogna avere anche un senso altruistico. L'artista sì lavora per se stesso, ma io ogni opera non vedo l'ora poi di presentarla al pubblico, di dare agli altri la possibilità di godere di quello che ho goduto io nel momento che ho realizzato l'opera. Questa è una gioia, è una grande soddisfazione, anche perché il messaggio che lascia un artista è sempre un messaggio di speranza su questa terra, di libertà, di amore,
ecco, di fraternità, sì, il messaggio è sempre È positivo. sempre Io positivo. dico sempre, quando uno è un attimo in crisi nella vita, deve rifugiarsi nell'arte, nella musica, nel cinema, nella danza, nelle arti figurative, deve per forza, altrimenti ci chiudiamo in noi stessi e non va bene. Allora facciamo anche, io l'ho citato prima, c'è anche un catalogo veramente molto interessante, Amor mi mosse, che mi fa parlare questo il titolo, e c'è anche un altro artista, Alberto Bolzonella, che magari se in ascolto lo salutiamo, Purgatorio e Paradiso, e qui è un pittore di lungo corso, bravissimo. Di lungo corso, ha superato gli 80 anni, ma è in gambissima. Io l'ho conosciuto in occasione di questa mostra. Se è in linea lo saluto cordialmente, perché ha una grande umanità e lui ha lavorato in maniera straordinaria sia sulle tre cantiche, ma lì in villa quest'anno lì a Piazzolla ha presentato il Purgatorio e il Paradiso. Sono tutte opere grafiche bellissime. Sì, molto bello. Il catalogo ve lo consiglio, perché guardate che c'è la mostra descritta, immagini, poi ci sono le introduzioni molto interessanti, quindi prendetelo, ecco. Ma soprattutto andate a vedere la mostra, che è aperta sino al 30 giugno, quindi c'è tempo. Siamo a Villa Contarini, un contesto, una location che più bella di così non potrebbe essere. Allora torniamo però al sogno del professor Romeo Sandrin, che è quello appunto di un museo, vero? Dicevamo all'inizio, Romeo. Quindi il sogno è grande, io capisco anche che trovare la location giusta è difficile, in quanto la scultura richiede tantissimo spazio. Abbiamo visto lì in Villa Contarini la sala espositiva, la galleria espositiva, ha contenuto 53 delle mie 70 opere, ma sono addirittura calcate. Ci vorrebbero 2 saloni come quelli lì in Villa Contarini, anche perché sarebbe una primizia, primo museo al mondo dedicato all'inferno in scultura, perché nei 700 anni i pittori, i grafici, i disegnatori hanno illustrato in modo profondo la Divina Commedia, ma scultori no. C'è stato Rodin nell'Ottocento che ha fatto 5-6 opere, non di più, La Porta dell'Inferno, Paola e Francesca, Il Conte Ugolino, ecco. Però, ecco, il lavoro che ho fatto io non esiste, quindi sarebbe un privilegio per il Veneto, per noi veneti, avere questa mostra permanente. Abbiamo tantissime meravigliose ville nel Veneto, 3/4 saranno anche vuote, chissà. Se c'è qualcuno in ascolto, istituzioni a qualsiasi livello, ecco, diciamo di cogliere questo messaggio, questo invito, questa richiesta, e di costituire, di formare il museo primo al mondo, ripetiamo. Al mondo. E premetto una cosa. Io non chiedo una lira. Ecco l'altruismo che ha detto prima, eccolo qua, guarda, tutto quadra perfettamente. Lo dico in diretta, io non voglio assolutamente nulla. Io ringrazio la Regione Veneto che mi ha fatto questo catalogo straordinario, bello. Che meritava di essere fatto comunque. Ringrazio la Regione Veneto per aver creduto in questa mostra. Ringrazio tanto i visitatori, sono stati tantissimi da tutte le parti d'Italia e anche d'Europa, perché ho incontrato francesi, inglesi, tedeschi. Continuo a ricevere tantissime richieste il sabato, la domenica, durante la settimana. Il mese di maggio sarò libero 1 o 2 giorni. Il resto sono sempre lì in villa. Allora, aspetti, perché stanno arrivando messaggi sempre del professor Sandrin, le sculture sul viale della chiesa del Noce a Campo San Piero, bellissime. Questa è una affezionata ascoltatrice, Loretta, che salutiamo, e grazie per i messaggi. Ancora non sapevamo di questa opera. Io ho visto tantissime persone emozionate. Il visitatore, oltre a visitare la mostra, può stare un giorno intero all'interno del parco. C'è uno tra i
dei parchi più grandi d'Europa. Bellissimo. E quindi sì. si può fare picnic, si può, ecco, anche con i bambini. Sì, beh, l'ideale, Ecco, guardate, quindi lì c'è è spazio. l'ideale. C'è Sì, spazio. sì. Grazie professore, Grazie, io ce l'ho messa tutta e quindi speriamo, via. Ma c'è riuscito, c'è riuscito. Grazie, Grazie, arrivederci, buon buona pomeriggio. giornata a tutti. Grazie.